Ciro Miceli, agronomo di Agrigento. Ecco, parliamo del disserbo che state effettuando, avete già effettuato in Via Mera con diciamo risultati ottimi. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un diserbo che in questo caso viene contemplato dal PAN, che sarebbe il Piano d'Azione Nazionale, in questo caso un diserbo in ambito urbano, secondo le normative vigenti, e quindi in questo caso abbiamo effettuato una prova dimostrativa assieme alla presenza del vice sindaco, dottore Trupia, e dell'assessore al ramo Alessandro Sollano, in quanto c'era anche la presenza del presidente degli agronomi Maria Giovanna Mangione, il presidente dei periti agrari della provincia di Agrigento Francesco Ciaccio e l'istituto fitosanitario in presenza del dottore Montante. In questo caso abbiamo applicato la legge utilizzando in questo caso un piano di diserbo urbano per in questo caso debellare le erbe infestanti, che in questo caso sarebbe un problema che attanaglia un pochettino tutti i comuni. Devo dire che siamo stati i primi in ambito regionale ad applicarlo, in questo caso nel comune di Ribera, dove praticamente ci sono stati degli ottimi risvolti in maniera positiva, e si va in questo caso ad effettuare una riduzione delle spese in ambito di scerbatura e di diserbo, appunto perché in questo caso nel momento in cui noi andiamo a capitozzare l'erba praticamente si ha un rinvoltimento dell'apparato radicale, che in questo caso favorisce anche il sollevamento del manto stradale. In questo caso si vanno ad accumulare dei detriti che possono essere anche dannosi per la salute. Devo dire che con questo diserbo in ambito urbano parliamo di un prodotto che in questo caso è costituito da estratti vegetali, ha un'ampia efficienza in ambito di erbe infestanti annuali, poliennali, pianta a foglia stretta, pianta a foglia larga, in questo caso riducendo le spese di scerbatura. In questo caso noi andiamo ad applicare questa progettualità nell'arco di 3 interventi all'anno, in modo tale da andare a coprire e ridurre la crescita di queste erbe infestanti, che in questo caso sono indecorose e tra l'altro in questo caso vanno a coprire talvolta determinate strade, favorendo accumulo di umidità, di detriti, e quindi con l'utilizzo di questi prodotti, con questa progettualità secondo le norme vigenti del PAN e Piano d'Azione Nazionale, noi applichiamo la legge, cerchiamo di essere incisivi, riducendo in questo caso le spese di intervento e di manualità per quanto riguarda la scerbatura.